Eccoci, bentrovati cari amici, bentrovati. Io prima di cominciare colgo sempre l'occasione per ringraziare tutti quelli che seguono le attività di TVBN, sia per quanto riguarda il canale YouTube che per quanto riguarda la pagina Facebook. Devo dire molto sinceramente che sono molti anche i visitatori del nostro sito internet ufficiale tvbnweb.it. Oggi mi trovo in compagnia di Giuseppe Cervino. Io non lo presento perché lo conoscete tutti, lo conoscono in tanti, e con Giuseppe Cervino stamattina ci siamo messi, come solitamente facciamo, a messaggiare tramite WhatsApp. Alla fine sapete cosa è uscito fuori? È uscita fuori una corrispondenza in quartine in rima. Peppe, così per scherzare. Intanto ti passo la parola per un saluto anche a tutti quelli che ti seguono attraverso i canali social. Grazie Nino, ciao a tutti. Sì, come spesso sovente facciamo io e Nino, o con un messaggino, con un audio WhatsApp, ci punzecchiamo, ci salutiamo, ci facciamo gli auguri, insomma. E stamattina così Nino mi ha punzecchiato lui stavolta con una quartina ed è andato avanti per una mezz'oretta e ha dato vita a questo botta e risposta che comunque riprende la tradizione poetica, soprattutto quella dei poeti siciliani, che comunque spesso comunicavano e si punzecchiavano, diciamo così, con quello che noi ancora oggi chiamiamo botta e risposta, appunto, perché alla botta di uno c'era la risposta dell'altro e via di seguito. È uscita fuori qualcosa di grazioso, ma così senza presunzione. Sono semplici messaggini mandati su WhatsApp. Peppe, vogliamo dire che ovviamente non abbiamo scoperto la carta vetrata, perché una sorta di botta e risposta, così come facciamo noi, diciamo che già nel 1600 con Beto Fuggione abbiamo avuto la possibilità, addirittura quelle avevano l'area di sfide poetiche vere e proprie. Esatto. Ok, e allora io recentemente ho intrapreso anche una conversazione in versi con la poetessa alcamese Mimma Raspanti. Anche lì è uscita una bella corrispondenza attraverso dei sonetti. E quindi, diciamo, solitamente noi abbiamo sempre dato sfogo a questo filone tradizionale della poesia siciliana. Vuoi ricordare a tutti quelli che ci seguono, Peppe, che nel 2010, se non sbaglio, abbiamo portato alle stampe un volume di corrispondenza in versi dal titolo Mi trovo un to mezzo chi fazzo. Vorrei che ne 2009, sì, e appunto era in questo stile, in botta e risposta fra più autori. Io ricordo che ancora ero un poeta in erba, non è che ora sia cambiato chissà che, però comunque allora ero veramente all'inizio. Grazie alla corrispondenza con te, alla tua amicizia. Addirittura ti tengo la parola che il professore Giuseppe Ingardia, che ha scritto un bellissimo articolo di questo sestetto, la song poetica siciliana, ti ha definito Uca Caniro del gruppo. Uca Caniro, sì. Per chi non lo sapesse, Luca Caniro praticamente in una nidiata di uccellini, Luca Caniro è quello che schiude per l'ultimo e quindi è quello più piccolino, quello è ancora diciamo non è a livello degli altri. E io all'epoca ero così, ero Luca Caniro, e tant'è che poi loro mi hanno messo sotto le proprie ali e mi hanno fatto spiccare il volo. Quindi devo ringraziare Nino, Peppe Voltaggio, Alberto Criscenti, Vito Lumia, Dino Altese, e il sestetto era formato da questi poeti, loro tutti già affermati, io ancora all'inizio. Devo dire che tra i lavori incompiuti, i miei lavori incompiuti, ce n'è una in particolare che mi va di citare, pure perché porta la tua prefazione, ed è una pubblicazione di corrispondenza in versi tra me e Giuseppe Voltaggio, discussa di Peppe e Nino. Con esatto.
noi Anzi, io colgo l'occasione per salutare Peppe Buttaggio e dico a tutte e due quando è che la pubblicherete questa pubblicazione, perché io mi sono comunque sforzato, tra virgolette, di fare anche la prefazione, ma voi l'avete lasciata nel cassetto. Comunque è una bellissima pubblicazione di botta e risposta appunto tra Peppe Voltaggio e Nino Barone, tant'è che discorsa di Peppe e Nino, discorsi così, come diceva Guido Cozzano, le piccole cose di pessimo gusto, si parla un po' di tutto, però sono delle corrispondenze epistolari in rima veramente graziose, perciò io vorrei che tu e Peppe una volta per tutte vi decideste a pubblicarla, darla alle stampe perché merita. Lo faremo Peppe, lo faremo quanto prima, bisogna solamente, diciamo, organizzare tutta la, diciamo, il progetto editoriale e lo potremmo portare alle stampe appunto quanto prima. Ricordo che ovviamente noi non siamo nuovi con questa sorta di botta e risposta, perché il maestro Vito Lumia, che è un po' il maestro di tutti quanti, autore della nostra grammatica siciliana, ha fatto una pubblicazione appunto intitolata Litri in 5 volumi che ogni volume, Peppe, è circa 300 pagine, quindi tutta l'intera opera è circa 2000 pagine di corrispondenza in versi che il maestro Lumia ha diciamo intrapreso con ecco, tantissimi poeti nostrani, molti dei quali non ci sono più, e parlo di Guglielmo Castiglia, di Turi Sugameli, di Turi Toscano, insomma poi ci sono bei versi tra Alberto Criscendi e il maestro Vito Lumia stesso. Quindi noi non stiamo scoprendo la carta vetrata, però ci piace proporre al nostro pubblico, a quella fetta di persone che ci segue, quello che ovviamente facciamo. E siccome sono delle cose davvero simpatiche, perché non promuoverli, ecco, attraverso appunto i social. Allora Peppe, se tu sei pronto... È il nostro modo di comunicare, anziché fare gli auguri normali, convenzionali con tutti gli altri, buon compleanno, noi dobbiamo fare almeno una quartina in rima, perché è più forte di noi, non resistiamo. E quindi una volta è uscito il primo verso, poi viene fuori una quartina, una sessina, un sonetto, dipende da come esce fuori, e poi naturalmente c'è la risposta dell'altro, fin quando non arriviamo al telefono e diciamo: senti, ma che facciamo? Ci fermiamo? Esatto. potremmo continuare all'infinito. Come abbiamo fatto noi proprio oggi. Esatto. Allora Peppe, non lo so, sei pronto? A questo punto vogliamo proporre questo botta e risposta, ovviamente di questa giornata di oggi, 4 novembre 2020, in barba al coronavirus. Noi ci divertiamo anche così, anche intraprendendo queste corrispondenze epistolari in rima, un po' simpatiche, un po' umoristiche, un po' drammatiche, così, ma almeno facciamo qualcosa di genuino e che tiene in esercizio la nostra musa, ecco. E allora ogni quartina, cari amici, sarà ovviamente declamata, letta proprio dall'autore. Sono 12 quartine in tutto e quindi ve li proponiamo cominciando sin da adesso. Il primo a partire sono io. Ma chi ci posso fare? Mi misi a cianco d'un poeta fino. Mi pari che una favola, smanino, pavillo sempre al lato, ca, vicino. Sapete, Dio, so che c'ha in testa quando è che fa incontrare due cristiani con l'arma squetta e con le stesse mani. So che vuole, pace o una tempesta. Sapete so che vuole, ascolta e sente che l'arma nostra è chida che si presta a spannere i meglio sentimenti. La pace cerca e tra le gente festa. Allora, se tu è chiesta la missione, spanniamo sentimenti a tutte bande, la pace, amore e tante buone azioni. Per quanto è sempre e solo la grande.
O Peppe, sogno pronto, dai, partemo. Cuttia mi sento d'essere già un re. Se Dio mi chiama, noi lo pascemo cu pennoli diversi attinghi te. Se Dio ti chiama, noi ci rispondiamo, scrivendo versi sempre attinghi te, come tu paladini li spanniamo. Io cavaliere, e tu lo grande re. Io re, tu cavaliere, cominciamo. Vedemo lo destino che ne dona. Se l'uomo la tazzera ciuppicamo, ti passo prontamente la corona. Non c'è cammino con se ciuppechia, e non c'è re che non hai sbagliato mai. La tazzera della gran poesia, le spade sulle versi che tu fai. Mettemone a cacciare le palori, che Dio ne pasci con la sua saggizza. Trasemo dentro l'anime, li cori, per darci tanticchia di ducizza. È proprio la ducizza che scarsia. Le cose dell'arme sono non si comute. Una mochilla a corpa di poesia, che Dio ne pasce, per Gesù. O caro Peppe, già per me è contratto, con firma e pugio, tasse già pagati. Amatola ti dico a fare fatto, facemo versi e duce le giornate. Allora Nino, forza, lo coraggio non manca, e se la musa mi abbandona, e un semmo la cottia non mi ammaraggio, e affronto squale, aquile e leone. Ecco cari amici, finisce con questa quartina di Peppe Gerbino tutto questo botta a risata che ci siamo scambiati da oggi attraverso appunto WhatsApp. Ne è venuto fuori una cosa simpatica. Perché in realtà quando tutti gli altri amici si chiamano e magari sai che fai, è da tanto tempo che non ci vediamo, prendiamo un caffè, noi iniziamo così. Vedete, Nino mi ha punzecchiato, ma in realtà è il nostro modo di dire all'altro ti voglio bene, ti sto pensando e anziché magari prendere un caffè visto la distanza ci manifestiamo l'un l'altro la stima a colpa di poesia, a botta e risposta. Esatto. Allora, cari amici, ci piaceva appunto, ecco, farvi partecipi di questa cosa carina che è venuta fuori oggi, ripeto, attraverso i messaggi di WhatsApp. La volevamo proporre per tutti gli amatori e i cultori della lingua siciliana, della poesia siciliana in genere. E questo lo dovete considerare che è un filone, diciamo, della poesia, però è un filone molto interessante perché attraverso questa sorta di corrispondenza spesso ci si confronta e si confrontano anche le generazioni, quindi c'è un lessico diverso a seconda del luogo in cui uno vive, ci può essere anche un pensiero diverso a seconda anche dell'età che uno ha e quindi c'è un confronto a tutti gli effetti. Noi siamo sempre promotori e fautori del confronto perché è l'unica arma che abbiamo per crescere. Non so se tu Peppe sei d'accordo. No, guarda, io dirò di più. Allora, quando in barba a chi ancora si ostina a dire che la poesia in rima è una forma desueta, obsoleta, passata, antica, io aggiungo, anzi inviterei questi a riflettere su un'altra forma, molto moderna, ma simile. Bene, il rapper americano, no? Ora per ora tra i giovani va di moda questa forma di musica, il rapper, no? Cosa fanno i rapper se non così punzecchiarsi con i botte e risposte in rima? Perché questo fanno i rapper. In America ci sono vere e proprie sfide tra il rapper che proprio a colpi di poesia in rima si sfidano, è una vera e propria tensione. Quindi vedete come tutto torna, Non è... Anche i rapper italiani in un certo senso sulla falsariga di quelli americani stanno... Sì, però quelli italiani hanno preso, diciamo, quelli italiani hanno preso lo stile, il genere musicale, fanno canzoni bellissime, per carità, poi la musica è qualcosa che ti deve piacere o meno, ognuno ha il suo genere,
mentre quelli americani proprio si sfidano, così come hanno sempre fatto i poeti della tradizione poetica, hai capito? Proprio loro si sfidano proprio, e a volte anche con delle parole pesanti, e lo fanno tutto in rima, e quindi è una forma modernissima, ma in realtà è un riarrangiamento, ecco, di una forma che invece è antichissima. Esatto, possiamo dire che negli ultimi anni sia il rap che anche, diciamo, la musica popolare e dialettale sta avendo uno spazio maggiore rispetto a quando invece aveva in precedenza, e lo vediamo anche al Festival di Sanremo. Insomma, c'è stata negli ultimi anni un'apertura non solo per quanto riguarda il rap, ma anche per la musica, diciamo, la musica popolare e soprattutto dialettale. Peppe, è stato un grande piacere, come al solito, averti, diciamo, ospite all'interno della rubrica Siciliano Doc. Ospite all'interno, anche se tu non sei un ospite, ma voglio dire, noi superiamo certi formalismi, però è giusto che diciamo che la rubrica è Siciliano Doc, dove TVBN colloca tutto quello che riguarda poesia siciliana, sicilianità in genere. Ok, quindi ti ringrazio per la disponibilità, grazie per questa bella mattinata che mi hai fatto passare l'abbiamo trascorsa entrambi, quindi è stato un piacere anche per me, naturalmente. Ok, quindi saluto tutte le persone che ci seguono e che seguiranno anche in futuro che vedranno anche in futuro questo video, e li ringrazio ancora una volta perché sono davvero così tanti a seguire le trasmissioni di TVBN. Vi saluto, vi abbraccio. Ciao Peppe, ciao Peppe, ciao Nino, ciao. alla prossima, ciao.